le note dell'Inno d'Italia e l'Alzabandiera è iniziata ufficialmente per il reparto Salmerie la 90ª adunata del Piave. Le penne nere con gli inseparabili muli al fianco sono partite da Vittorio Veneto. Cammineranno fino a domani sera, quando è previsto l'arrivo a Treviso. Lungo la marcia d'avvicinamento attraverseranno molti luoghi simbolo. Si recheranno attraverso i percorsi della Grande Guerra fino a Treviso per sfilare poi domenica alla Dunata Nazionale. I 5 muli che sfileranno domenica saranno ospitati nella sede dell'ex Genio Civile di Treviso, dove sabato arriverà anche Iroso, classe 79. L'animale rappresenta la storia del reparto Salmerie, lui che insieme alla penna nera sul cappello è il simbolo degli alpini e della Dunata del Piave. Sappiamo che partecipiamo a un grande progetto, quello di rendere onore alla storia, alla memoria, ai caduti che hanno dato origine alla nostra patria e alla nostra nazione.